got it. You've got it. All right, you are go. You've got it. All right, you are go. All right, you are go. Now we see the Earth. You've got it. Viaggio in Somaliland, l'ex colonia inglese che dichiarò la sua indipendenza dalla Repubblica Somala nel 1991, senza però mai ottenere il riconoscimento della comunità internazionale. 3,5 milioni di abitanti distribuiti su una superficie che è la metà dell'Italia. Qui siamo ad Hargeisa, la capitale. Ogni pomeriggio le attività si paralizzano perché tutti gli uomini masticano foglie di chat, una pianta euforizzante che provoca effetti simili all'anfetamina. Una assuefazione di massa che alimenta un giro d'affari enorme. Sono infatti necessari almeno $5 al giorno per poterne acquistare 200 grammi, la quantità minima per garantirsi inappetenza, mancanza di sonno, voglia infinita di parlare. In Somaliland un lavoratore guadagna poco più di $1 al giorno. I conti sono presto fatti. In questa pentola a pressione c'è ampio spazio per i pirati e le loro attività. Le autorità locali tengono però a sottolineare che le bande arrestate qui provengono dal confinante Puntland, un altro stato semi-autonomo. Sono dei criminali e vanno combattuti come tali, afferma il ministro dell'Interno Abdillah Ismail Ali. Sono dei criminali e vanno combattuti come tali. Noi dobbiamo difendere la sicurezza delle coste e dello strategico porto di Berbera, perché il traffico commerciale è il principale introito nelle casse dello Stato. Da Berbera partono infatti i mercantili con gli aiuti umanitari diretti in Somalia. Gli attacchi dei pirati mettono in discussione la sopravvivenza stessa del Somaliland, dove in passato hanno operato 3 gruppi di predoni provenienti dal confinante Puntland, in particolare da Eil. Li abbiamo contrastati anche grazie ad una legge speciale contro il terrorismo emanata lo scorso mese di ottobre. Noi però non abbiamo mezzi sufficienti. La comunità internazionale dovrebbe coinvolgerci maggiormente nei processi decisionali, aiutandoci a formare personale e dandoci strumenti adeguati. Dovremmo essere riconosciuti dalla comunità internazionale perché la pirateria si combatte innanzitutto a terra, ricostruendo lo Stato e le sue strutture. Ci appelliamo all'Italia perché tutto ciò avvenga. Nel 2008 sono state attaccate 111 navi al largo della Somalia, con un aumento del 200% rispetto all'anno precedente. Gli atti di pirateria sono cominciati 25 anni fa, ma hanno subito una brusca accelerazione con il dissolvimento dello Stato somalo, a partire dal 1991. Oggi gli armatori delle navi commerciali possono scegliere solo tra 2 costose ipotesi: circumnavigare il continente africano, evitando così il canale di Suez, con il conseguente aumento di prezzi di trasporto e tempi di percorrenza, oppure sottoscrivere onerose polizze assicurative. Le missioni antipirateria della comunità internazionale non bastano da sole a scoraggiare gli arrembaggi. Dalla capitale ci spostiamo nella città di Berbera, che ospita il porto più grande del Somalia. È un importante snodo commerciale per tutto il Corno d'Africa. I pochi uomini della guardia costiera debbono misurarsi con un nemico agguerrito e pronto a tutto, che utilizza sofisticate armi e apparecchiature satellitari. Davide contro Golia nel Golfo di Aden.
I pirati hanno a disposizione molte armi, strumenti e mezzi tecnologici. Non si può dire lo stesso per la Guardia Costiera del Somaliland, a cui spetta l'arduo compito di pattugliare 850 miglia nautiche di costa. Le comunità locali offrono un prezioso aiuto alle autorità. Uno dei 3 gruppi di corsari lo abbiamo bloccato prima di un attacco ad una nave, mentre stavano preparando i loro motoscafi, e proprio grazie alle segnalazioni degli abitanti. Non abbiamo mai intercettato navi che scaricavano rifiuti tossici in mare lungo le coste. Ne parlano in molti, ma non abbiamo prove. Il mio rammarico è la mancanza di radar, motoscafi veloci e radio che renderebbero più incisiva la lotta alla pirateria. Ma come si diventa pirati? Quanto guadagnano? Come è organizzata la filibusta? Ci rechiamo nel carcere della città di Mandera, a metà strada tra Arghesia e Berbera. Qui ci sono 565 detenuti, tra loro anche 5 pirati che appartengono allo stesso gruppo arrestato prima di entrare in azione. Incontriamo Farah Ismail, condannato a 15 anni di prigione, e qui da 6 mesi. Racconta per la prima volta di fronte ad una telecamera la sua storia. Accanto a lui ci sono 2 complici che però si dichiarano innocenti.